Buongiorno a tutti, io ringrazio il Codittivi per l'invito e anche l'istituto che ci ospita. Come appunto anticipato Fiorello, oggi vogliamo presentare quella che è la grossa novità di BASF che stiamo presentando in queste settimane, e anticipo presenteremo anche a Verona al Museo Nicolis il martedì 7 marzo, quindi per chi ci ascolta da Verona, Vicenza e Padova l'invito ovviamente è esteso. Quindi mefentrifluconazolo, un po' uno scioglilingua, diciamo le caratteristiche di questa nuova molecola che comunque fa parte di un vecchio, passatemi il termine, gruppo chimico che sono i triazoli, alcune caratteristiche che possiamo dire è un po' un'innovazione, in quanto si accennava prima anche l'aspetto regolatorio in questi ultimi anni ha fortemente penalizzato tutto il gruppo dei triazoli. In questo caso abbiamo quindi una molecola che ha caratteristiche molto distintive per quanto riguarda questi aspetti, quindi non è un candidato alla sostituzione, non è un prodotto interferente endocrino e non ha tutta quella serie di rischi che vengono riassunti nel simbolo CRM, ed è autorizzato con le nuove normative europee regolamentate dalla legge europea 1107. Oltre ovviamente ad avere un'interessante attività di efficacia, poi lo vedremo, nei confronti, nel caso della vite, di oidio e black rot. Questa è la molecola, ovviamente non c'è l'animazione, ma ecco, questa è la caratteristica del formulato, quindi è una concentrazione, una soluzione concentrata. Vedete le registrazioni per la vite, come avevo anticipato, sono oidio black rot, però lo stesso formulato revision è molto interessante anche per l'impiego sulle principali frutticole, pomacee e drupacee. Siamo arrivati alla definizione un po' di questo formulato, anche dopo una serie di diverse sperimentazioni fatte con i principali gruppi sia di centri di stagio che istituti di ricerca, che qui vedete riassunti, in un periodo di quasi 6 anni, e ha coinvolto un po' tutte le zone d'Italia e soprattutto nel caso della vite un po' tutte le zone tipiche della viticoltura italiana, con prove di efficacia, di strategia, selettività, miscibilità e anche per quanto riguarda l'aspetto residuale. Quindi se andiamo più nel dettaglio per quanto riguarda il formulato dedicato quindi alla vite, prodotto molto importante, poi vedremo un paio di prove per oidio e black rot. Possiamo avere la disponibilità di 3 trattamenti nell'arco dell'anno, il dosaggio da 0,7 a 1,3 litri. Su questo poi mi soffermo perché anche qui c'è un aspetto estremamente innovativo nell'etichetta: intervallo di 10 giorni, tempo di carenza 21 giorni. Ecco, il problema è che molto spesso, poi anche Sergio Carraro prima aveva anticipato, è la gestione soprattutto nei primi interventi dei dosaggi, anche in funzione di quanto riportato nelle etichette. Quindi molto spesso ci si trova a utilizzare nelle prime fasi, quando molto probabilmente il quantitativo necessario è molto basso, ma non si è mai nei termini del rispetto delle etichette. Quindi nella formulazione della revision, come nella formulazione dell'invita, che ricordo essere il formulato di Dithano in purezza, BASF, seguendo un po' le linee e i concetti dell'infolarea, ha proposto un'etichetta, un dosaggio variabile in funzione sia della forma di allevamento che della fase fenologica. Mi spiego meglio. Nel caso delle forme a spalliera abbiamo la possibilità di un utilizzo che va da 0,7 a 1 litro fino alla fioritura, per poi passare da 1 litro a 1,3 litro nelle fasi di fioritura successive, ricordando che comunque il dosaggio del prodotto è di 1,3, quindi abbiamo la possibilità di poter gestire al meglio, soprattutto nelle prime fasi, i dosaggi. Ricordando che comunque tutto questo nasce dal fatto che 1 litro di prodotto è sufficiente a controllare le malattie, nel caso appunto della vite, oidio e black rot, per 10.000 metri di superficie sfogliare. Tutto questo va incontro sia a un aspetto di praticità e soprattutto anche in linea con quelli che sono i concetti, le linee di sostenibilità che stiamo in questi anni appunto perseguendo.
Riporto ecco, due prove. Questa la prima è riguardante appunto le prove che abbiamo fatto sull'Oidio. Chi ha avuto modo, ma più forse la zona di Verona Vicenza per un discorso di vicinanza, con il centro di stagio Agrea abbiamo negli anni, e questa diciamo è quella dell'anno scorso che è l'ultima ma ripete un po' le esperienze fatte negli anni precedenti, si è voluto fare una verifica dell'attività del revision in confronto con il triazolo. Ovviamente parliamo di triazoli, quindi siamo riferiti al triazolo di riferimento più performante, che almeno consideriamo tale, nei confronti dell'Oidio, e in confronto a una diciamo, linea di strategia. Questa diciamo, sono delle prove, delle tesi di semi-efficacia, vengono normalmente fatte nella sperimentazione per vedere le eventuali differenze tra i nuovi prodotti e i prodotti presenti sul mercato. Ecco, questo è il risultato su grappolo, rilievo dei primi di luglio. Vedete che l'incidenza, che vuol dire su 100 grappoli 100 erano colpiti per quanto riguarda il testimone, e qui diciamo, la tendenza è molto interessante per quanto riguarda l'attività di revisio, sia in termini di efficacia preventiva, anche se qui ovviamente non ci sono i tempi, sappiamo che è un prodotto che ha anche una buona attività curativa. Ovviamente la severità è abbastanza livellata, però è interessante vedere il controllo diciamo, del prodotto nei confronti di un riferimento standard considerato molto performante nei confronti dell'Oidio. Avanti. Questo, sempre rimanendo nell'Oidio, è un po' riassunto di diverse prove, sono 18 prove in termini di efficacia per quanto riguarda la variabilità di controllo in termini di efficacia su grappolo che si sono avuti nelle prove fatte dal 2018 al 2022. Come si può vedere, il revision ha sempre mantenuto un livello di efficacia molto alto rispetto agli standard che potevano essere sia triazoli o anche molecole, in prove di efficacia e semi-efficacia. Altra prova interessante, che qui probabilmente qualcuno poi delle nostre, che c'è in sala, ma soprattutto nelle zone di Treviso e del Friuli, ha avuto modo di vedere quest'anno, è una prova un po' particolare, nel senso che abbiamo voluto verificare l'efficacia di revision nei confronti del black rot, che ricordo essere un grosso problema nelle nostre zone e probabilmente lo diventerà nei prossimi anni con l'uscita di alcuni attivi che lo controllavano in maniera abbastanza diciamo, interessante, come Mancozeb, ma anche alcuni triazoli. E quindi abbiamo voluto fare una prova volutamente su una varietà resistente alla peronospora in una situazione molto particolare. Quindi è una collaborazione che abbiamo avuto con i Divide di Lauscello, Divide Cooperativi di Lauscello, che ci avevano individuato una situazione che l'anno prima era stata molto attaccata diciamo, dal black rot. Dicevo appunto che sono varietà che sono resistenti alla peronospora, però hanno una certa suscettibilità in alcune condizioni particolari, come sono i nostri ambienti, nei confronti del black rot. Quindi avevamo diciamo, una partenza molto, molto interessante per quanto riguarda l'inoculo. Qui molto semplicemente prove di efficacia dall'inizio alla fine, con dosaggio diciamo, variabile. Il confronto a un difeconazolo che è oggi considerato nell'ambito di triazoli, ma forse anche nell'ambito degli attivi disponibili per il black rot, un prodotto molto valido appunto per il controllo di questa malattia. Visto che ce l'avamo, abbiamo voluto anche inserire l'Envita, che è il nostro Envita in purezza, per valutare quello che poteva essere il contributo di questo prodotto nei confronti della malattia, inserendo poi una strategia per i vitigni resistenti che poteva essere interessante per il controllo sia di peronospora ma anche di black rot. Andiamo velocemente ai risultati. Più che le foglie è interessante vedere un po' il comportamento su grappolo, rilievo fatto a metà di luglio. Come potete vedere, l'incidenza pur non essendo stata un'annata da black rot è estremamente interessante, quindi gli standard sono pari a quelli sia in termini di incidenza ma anche in termini di severità. Qui interessante vedere il contributo anche di Envita, quindi gli Enviti hanno
se l'incidenza può fuorviare, in termini di controllo della malattia sicuramente è molto interessante, quindi molto interessante anche nell'inserimento nelle strategie non solo della peronospora ma anche del black rot. Corro velocemente perché il fiorello mi fa segni, quindi questo i risultati, vediamo velocemente i posizionamenti. Quindi per l'oidio noi lo posizioniamo, consigliamo soprattutto nelle prime fasi. Ricordo che probabilmente quest'anno la campagna entrante sarà un'annata da tenere molto attenzionata per l'oidio, visto l'annata del 2022 e l'autunno caldo che ha favorito lo svernamento ottimale delle forme svernanti di oidio. Molto interessante perché oltre all'efficacia preventiva e curativa è un prodotto che agisce e lavora a temperature molto basse. Lo alterniamo, ovviamente noi abbiamo la fortuna, senza peccare di presunzione, di avere un po' tutta una serie di attivi nei confronti dell'oidio estremamente interessanti, quindi Cercadis, oidio e anche Black Rot, Vivando, fase di vapore. Qua ho dimenticato il Tucana che è la nostra subbilurina, quindi c'è solo un po' l'imbarazzo della scelta. Grazie tanto a Roberto Gentili della BAS.